mi piacerebbe che ogni tanto i giornali desse intervistare quelli che un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, gli diceva che se era all'ospedale, che non sapeva più niente. Anche stamattina mi ha scritto un signore da Mestre, posso anche dire dove, da Mestre, dicendomi che un familiare, evitiamo di definirlo bene, è venuto a operarsi qua da dottor Ramenta. Non voglio dire che a Mestre li è bravi, però voglio dire che abbiamo preso in mano un ospedale che ormai qualcuno considerava un cadavere eccellente e lo stiamo facendo diventare attrattivo. Dopo qua un appello ai portogruaresi, già far fioi, E ha dato signora, però mi se no putei e punto nascita faccio fatica a farlo lavorare. Cioè, noi altri non saremo il punto nascita, però sappiate che c'è anche la difficoltà di avere bambini. Stiamo investendo, vi anticipo che la mia idea sull'ospedale è quella di pensare a un ampliamento, perché comunque per consolidare... No, ma guardate, peraltro è più di un anno nel quale ci stiamo lavorando a questa idea. Più che altro per riorganizzare un po'. Non serve che venga a spiegarmi a me che con nebbia arrivare a San Donà si arriva morti, non serve che mi spieghi a me che la tisana non so come Portogruaro. Le conosco bene le robe. Guardate, noi abbiamo 68 ospedali, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, abbiamo 2 milioni di accessi a pronto soccorso e abbiamo 54.000 dipendenti, dei quali 11.000 e qualcosa sono medici. Allora, a me va bene tutto, ma non esiste che vada in ospedale e che qualcuno vi venga a dire che il sottoscritto in questi anni ha diminuito i dipendenti, perché è una bugia. Sono aumentati dal 2010 gli infermieri, gli operatori sociosanitari, abbiamo diminuito gli amministrativi di 700 unità, ma abbiamo esternalizzato alcune attività tipo il CUP, eccetera, quindi sono dipendenti nostri che oggi sono attività che fanno altri. Sono diminuiti di 250 unità i medici, ma non per nostra scelta, ne mancano 1.300 in Veneto e 56.000 in Italia. Cioè, ascoltatemi bene, mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia. Il problema che c'è oggi nella sanità è trovare medici. Mancano pediatri, mancano anestesisti, cioè noi a volte abbiamo la sala operatoria che non lavora, non perché manca il chirurgo, perché manca l'anestesista. Hanno sbagliato la programmazione nella scuola, all'università, e questi sono i risultati della Repubblica delle Banane, perché non è possibile trovarci senza professionisti. Dopo i professionisti, se vanno nel privato, giustamente io dico, li pagano di più, magari potessimo noi pagarli di più, abbiamo un contratto nazionale, quindi molte volte capita che investiamo sul giovane medico, viene formato, lavora in team, compriamo attrezzature, lo mandiamo a fare i corsi, va ai convegni, ai congressi, quando ha 50 anni, che lavora anche oggi Serai, arriva qualcuno privato e dice guarda, mi ti do un fiato in più, ti permetto di fare carriera, è legittimo che il medico dica di sì.